Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ritrovato ieri sera all'interno di un'auto distrutta dalle fiamme il corpo carbonizzato di una persona. Il fatto è accaduto nella frazione di Lucinico poco dopo le 22:30, quando è giunta la segnalazione attraverso il numero unico d'emergenza 112 alla centrale operativa di Gorizia. I resti della salma sono stati ricomposti successivamente nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. In corso gli accertamenti per risalire all'identità e alle vere cause della tragedia. Le forze dell'ordine stanno vagliando tutte le piste, nessuna esclusa. La carcassa dell'auto e lo stesso luogo del rogo vengono battuti in queste ore e ispezionati nei dettagli per rinvenire una traccia utile per gli investigatori alla risoluzione, in tempo breve, del giallo. In questo anomalo periodo succede di tutto anche in Friuli Venezia Giulia. Sono 4 le persone sanzionate durante il coprifuoco e 53 locali controllati dalla polizia locale, 51 a Trieste da parte della stessa e 2 da parte dei carabinieri, perseguiti nella serata di ieri i controlli delle forze dell'ordine per verificare l'osservanza delle norme anti-Covid-19. Nel dettaglio, ha reso noto la questura, il caso di un uomo del 1970, già noto alle forze dell'ordine, che ha effettuato varie telefonate al numero unico d'emergenza 112. Il personale della volante della questura lo ha rintracciato in piazza Goldoni a Trieste. Identificato, gli è stato notificato un decreto di allontanamento dal comune di Trieste. Inoltre è stato sanzionato per aver violato il coprifuoco. 3 persone che hanno violato il coprifuoco sono state invece multate dai carabinieri durante i controlli tra le 22 e le 5 di questa mattina. Vice governatore Riccardi, siglati oggi 2 accordi importanti con i medici di medicina generale per la lotta al Covid. Diciamo che sono 2 documenti importanti, soprattutto per il tema legato all'assistenza delle persone, quindi alla responsabilità che i medici di medicina generale assumono nell'attività legata ai tamponi, ma anche a quella della presa in carico, che per noi è estremamente importante, perché il fenomeno di oggi si presenta con caratteristiche diverse rispetto alla prima ondata, ha una dimensione molto più ampia, e questa dimensione più ampia per una delle curve è quella proprio delle persone che sono in isolamento. E quindi è evidente che avere in campo la medicina generale su questo alleggerisce molto le attività, in particolare dei dipartimenti di prevenzione, che sono appesantiti da un lavoro straordinario che stanno facendo. Regione Friuli Venezia Giulia, Fondo di emergenza Covid-19. Abbiamo stanziato 18 milioni di euro per le attività economiche colpite dalla pandemia, con importi variabili dai 650 ai 4.800 euro a beneficiario. Se hai già ricevuto un primo contributo regionale in luglio, il nuovo accredito sul tuo conto corrente è automatico. Se sei un nuovo beneficiario, presenta la domanda in via telematica sul sito web della Regione alla pagina dedicata da mercoledì 18 novembre fino a giovedì 26 novembre. È facilissimo, basta l'autocertificazione. Scopri tutti i dettagli sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia. Il domani costruiamolo insieme, perché il Friuli Venezia Giulia siamo noi.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.